Siamo ritornati a distanza di un anno da Lello Tardi. Tu sei un miniaturista tra i più bravi che io abbia mai visto e forse tra i più bravi d'Italia. Adesso qua siamo davanti a un progetto di una nave che tu praticamente sto iniziando dall'inizio. Quindi da questo progetto, quindi non stiamo parlando di un kit qua, quindi ovvio. Ho comprato i disegni della nave, diciamo, quindi il progetto originale, e mi sto ricavando tutti i pezzi che compongono lo scheletro e prima me li riporto in carta. Dicevi che il legno lo tagli tu col laser? Il legno lo taglio io col laser, mi risparmio un po' di tempo e un po' di lavoro, ma in ogni caso ci vuole tanto tempo e tanta passione. Che più o meno sono gli stessi numeri di progetti che ci sarebbero per una nave uguale? Sì, diciamo che questi sono i progetti per questa nave dell'epoca. Quanto tempo ci metti a fare una nave completa partendo da qua? Io penso un paio d'anni. Ah, e dedichi quante ore al giorno? Adesso che sono in pensione, più o meno dalle 6-7 ore al giorno. Ah, però, e questa è una finita, non su quel progetto, però è ecco. Un altro progetto, però diciamo la base è simile. Questa è una nave storica che girava questo è un vascello di primo rango. Significa il primo rango che ospitava, che portava l'ammiraglio di flotta. È una nave inglese questa? No, francese. Francese. Caspita. Questa con che propulsione andava? Solo per vela o anche remi? Solo a vela. E quando non c'era vento, praticamente loro mettevano a mare questa scialuppa che e a remi se la spingevano. Questi a rema e se la tiravano. Ma di che anno è questa più o meno? Questa è fine 600, 1670. E questa andava attraversava l'Atlantico, cos'era? Queste sì, attraversavano anche l'Atlantico. Ma anche le vele le fai tu a mano? Le vele me le ha fatte un'amica mia. Cioè una sarta? Una sarta, infatti sulla targhetta è scritto che le vele sono state fatte. Ma certo che una cosa così non c'ha prezzo. Cioè. Poi tu mica le vendi queste robe qua. No. Le fai solo per te. Faccio solo per me. Quindi ci vediamo il prossimo anno e forse è finito anche l'altro? Non si sa. Non si sa. No, ecco, io volevo far vedere tutti i particolari. Veramente è un lavoro certosino. Ma fai anche il varo, nel senso la porti anche in acqua, no? No, e non hanno peso sotto. Ah, ho capito. In effetti le navi, quella là la farò differente perché questa l'ho fatta chiusa. Quella là la farò aperta, probabilmente non metterò tutta questa parte di fasciame e farò vedere come la nave veniva caricata. Che in genere questa tipologia di nave, tutta la parte inferiore portavano del carico di pietre e di botti di acqua. Botti di acqua servivano sia per l'acqua da bere e sia per appesantire la nave in maniera da mantenere un po' di stabilità. Una nave così quante persone portava? Circa 800 persone di equipaggio. E le cuccette com'erano? Come cuccette come l'Amerigo Vespucci con le cose, con le amache. La maggior parte sì. Ma considera che queste navi in genere camminavano sempre inclinate perché il vento tendeva a spingere e quindi loro si mettevano inclinate sul mare, quindi per avere una parvenza di nave dritta era più comodo dormire
con le E ali. quando si muovevano queste era tipo flotta, cioè avevano questa e con qualche Ecco, e con le altre con le in altre. sostegno, Sì. molto più piccole. Diciamo sì, in genere come vascelli di primo rango è difficile che ne portava più di 2 o 3. La maggior parte poi portava tutte fregate. Bello, io sono rimasto affascinato. Ti ringrazio che ogni volta mi inviti a vedere le tue opere e bravo, perché caspita, cosa resta da dire. Ma a livello nazionale ti conoscono? Penso di no. No? No, non ho mai partecipato. È un peccato, Forse, perché ci penserò. vabbè, ti ringrazio Lello. Buon vento. Ok, grazie.